Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, Gran Premio di Shanghai, Cina, qualificazione un po' così, 11° posto, purtroppo non ho trovato un setup meraviglioso. Pole position di Vettel, dopo la pole del Comandone di Rosberg, Sepang, previsto sole anche per la gara. Dopo la beffa della gara in Malesia, che veramente ero primo tutta la gara, all'ultimo giro vado a perdere. Andiamo per il Gran Premio ragazzi, di Cina. Gran Premio della Cina, terza tappa del mondiale. Dopo le beffe malesiane, voglio assolutamente riscattare con una buona prestazione in una gara dove non sono strafavorito. Però la Cina è pesante, soprattutto perché la prima curva è rischiosissima e se sbaglio, lo sapete, vado fuori subito. Occhio. Mamma mia che erroraccio che stavo per fare. Vai l'esterno, vai Rosberg. Grande Nicolino, grande Nicolino. Ecco, subito cagatissime veneziane, molto bene. Adesso vai Kume, scatena la tua potenza. Qua per quanto posso allenarmi 50 anni in Cina, se ne sono certi che proprio sono una pippa. Fuel, standard, nessun ritiro, intanto nessun ritiro. Do not retire, in inglese purissimo. Occhio. Hamilton vuole già scappare, Gigione. Il mitico Gigione, fioi. Wonderful Gigi, wonderful Gigi. Weber tenta il sorpasso. Tanto Gigione supera Alfonso. Gran sorpasso di Gigione su Alfonso. Primo giro completato. Ne mancano solo 27. Questa prima curva veramente la odio in China. Cerchiamo di non perdere troppo da quelli davanti e di non subire il sorpasso. Finora sono abbonato al quinto posto kumendiano. Teoricamente in prima posizione c'è il Bibitarus. Gigione è secondo. Terzo Alonso. Quarto Rosberg. Rosberg a caccia. Ah, Dio mio, dai, dai, concentration, concentration please, concentration please, concentration please. Occhio. Tensione altissima per un gran premio non favorevolissimo al Comenda e con livello esperto, quindi il penultimo è ancora più dura, ragazzi. Dai, tirala, tirala, tirala. E anche il secondo giro è completato. DRS abilitatus, nessun ritiro. Tempo previsto sereno per tutta la gara. Alonso lo vedo ancora per il momento, non sto perdendo troppo. Webber è là. Ne rischio di subire il sorpasso, però neanche... non ho neanche la possibilità di sorpassare, però gara un po' così per il momento, un po' così. Ma la gara è lunga, i ritiri sono dietro l'angolo, ragazzi. Con il 50% di gara tutto è possibile. Ho messo carburante normale. Volevo mettere a risparmio, però ho preferito comunque normale perché non si sa mai, con i rettilini rischio
Avevo paura di subire sorpassi subito. Ok, sto recuperando bene su Marchetto Webber, molto bene. Alonso però in fuga, fuga alonsiana. Fuga alfonsiana. Altro giro completato. Non miglioro il mio miglior giro. Hülkenberg quinto intanto. Ha superato Webber. Ah, Dio mio, Alfonsino sta guadagnando qualcosa. Non c'è niente da fare. Non ho il ritmo per superare i primi purtroppo. 3 secondi da Alfonso. E ho un secondo di vantaggio su Nicolino Hülkenberg. Bel trenino dietro. Ma non interessa davanti. Brutto errore qua, ma mi sono proprio fermato. Male, male, male. L'obiettivo, ragazzi, comunque è quello di fare strategie normali e di prendere punti, che possono servire per le gare dove sono più favorito. Questo è il classico e puro obiettivo comendiano. Vicino Nicolino Hülkenberg. Ormai siamo in un punto della gara dove si sono delineate le posizioni. Sono solo 1,41 e qualcosa, questa è la mia media. Occhio. Dai, un bel ritiro di Hamilton, Alonso e Vettel, sarebbe bellissimo. Che sportivi che siamo. Sportività comendiana. Come sapete, ragazzi, in questa serie l'obiettivo non è tanto commentare, ma stare concentrati per avere gare il più possibili reali. Ce la sto mettendo tutta, ragazzi, anche nelle gare dove non sono favorito, soprattutto con livello esperto sto facendo il possibile per voi, raga. Sono stato... Comunque, forse c'è la Ferrari davanti, c'è Pippo Massa forse davanti. Mi pareva la rossa. No, comunque, ho apprezzato molto il fatto che ha apprezzato un commendone più corretto, mi fa molto piacere, ragazzi. Però comunque c'è da dire che il Gran Premio della Cina è una merda, cioè la cosa è abbastanza ufficiale secondo me. Ok, altro giro completatus. Vediamo se mi miglioro. Oh, un piccolo miglioramento per Veneziano che recupera qualcosa da Alfonso. Ok, madonna, c'è un trenino dietro pericoloso adesso. Ancora non ho rischiato sorpassi, però c'è un trenino pericoloso. Ma ha perso 7 decimi in un settore, ragazzi, mamma mia. Perché le gomme cominciano anche a essere un po' in difficoltà. Attento come adesso. Adesso devo stare attento e non perdere posizioni.
Ho perso tantissimo in questo giro, le gomme ormai sono andate. Guarda che roba! Basta ormai arrivare. Quarto al massimo posso arrivare. Ho paura. Teniamoci il catch per il rettilineo perché loro hanno il DRS. Ok, box. Hamilton ai box. GG box. GG ai box. GG box. Siamo secondi. Adesso box, box, box. Prossimo giro anche Kumendone ai box. No, va. No. Mamma mia. Questa è la fine che fa il Kume quando le gomme finite. Mamma che sorpasso. Non è possibile, con le gomme finite il Kume non esiste. Ho rischiato anche la penalità, meno male che non è andato in testa a coda. Nicolino. Che erroraccio che ho fatto, erroraccio meravigliosamente schifoso. Me ne rendo conto. Box, box, box. E ho perso una posizione. Porca mignotta. Box, box, box. Attenzione. Attenzione, Gigi Hamilton. Forse Hamilton è andato fuori. Ho sentito stop the car, Gigione. Sarebbe un colpo di scena clamoroso. Sarebbe un colpo di scena... No. Sarebbe un colpo di scena kumendiano. Ma va, adesso ho perso la posizione da Webber, ma porca. Cerchiamo di fare una sosta veloce, ragazzi. Vai veloci, vai veloci, vai veloci. Webber chiaramente ce l'ha fatta. Penalità perché? No. Non ci credo. Gara buttata via. Penalità. Troppo veloce nella corsia di box. Ai ai ai. Gara andata, ragazzi, per i punti. Che ingenuità, che ingenuità. Ingenuità colossale. Per Nicolino Rosbiff, male, male, male. Che beffa, che beffa. Adesso per andare a punti dovrei fare un miracolo sportivo, ma è finita, ragazzi. È finita. Che coglione. Proprio un deficiente veneziano. Guarda quante va nei box. Giro record di Seba. Che domaroni. Sempre 15esimi. Non ci voleva proprio, non ci voleva proprio.
Adesso dovrei fare un pit stop in meno per cercare di recuperare qualcosa, ma la vedo molto molto dura. Beffa incredibile. Potevo arrivare almeno quinto, sesto, anche quarto forse. Adesso devo sperare in un po' di ritiri, ma la vedo comunque dura. No. Attenzione, un altro ritiro intanto. Superato Vernier. Adesso devo fare la rimontada della vita, la classica e pura remontata della vita. Beffa incredibile. Una penalità che sinceramente non mi aspettavo, ma è arrivata. Questo fa parte della F1. Adesso se sono bravo a tenere le gomme posso ritardare la sosta. Vediamo. Chilton, iBox, Chilton, iBox. Cerchiamo di prendere questi due qua. Maledetto. Mi viene addosso il merda. Dai Kumendon, dai Kumendon. Avrei bisogno di una safety car. Sono a una posizione però dalla zona punti. Dai veneziano, dai Rosbiff, dai Rosbiff. Qua c'è bisogno di tutto il cuore di Rosbiff. Stai calmo, hai tempo Rosbiff. Keep pushing. Però sembra più reale con la, con la cronaca in inglese, con l'ingegnere in inglese. Dai che Ricciardo lo possiamo tranquillamente superare. Giro record del Bibitarus. Giro record di Raikkonen. Dai cazzo, almeno un punto lo voglio però. Maledetto Gran Premio della Cina, maledetto. Solito Gran Premio del Cazzus. Dai, 2 secondi e 3 da Ricciardo. Gara in salita, gara molto in salita con quella penalizzazione di merda. Mancano ancora tanti giri però. Dai che lo sto recuperando molto da Ricciardo. Dai che almeno Ricciardo lo possiamo e lo dobbiamo prendere con la nostra Mercedes. Dai cavolo, dai! Ancora fastest lap di Raikkonen. Raikkonen vola. Mio miglior giro.
Dai che sbaglia prima o poi Ricciardo. Dai che un punto me lo merito, cazzo però. Guarda quanto ho recuperato da Ricciardo, fioi. Dai che sto recuperando bene da Ricciardo, dai. Vai Come, vai. Ho bisogno di entrare nella zona di DRS, devo stare intorno al secondo. Sotto il secondo, dai. Vai DRS, molto bene. Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.